Candidati soddisfatti, delusi e ballottaggi a sorpresa. L'analisi del voto fatta nel nostro salotto con tanti ospiti, ampia pagina dedicata ai risultati. È stato siglato a Santo Spirito tra la Polizia di Stato e la Confcommercio. 4 persone, tra cui una donna, arrestate dai carabinieri a Raffadali per droga. Agrigento ha ricordato i tanti caduti anche per mancanza di prevenzione. Bentrovati da TVA Notizie. Amministrative il giorno dopo, tra riflessioni e mea culpa da parte di coloro che non hanno raggiunto l'obiettivo. TVA, come sempre, ha seguito in diretta lo spoglio con Margherita Trupiano in studio e Arturo Cantella che ha intrattenuto gli ospiti nel salotto. Apriamo con una panoramica di Lello Casesa sui risultati elettorali. I risultati elettorali in Sicilia confermano in parte lo schema nazionale con l'asse PD 5 Stelle che ha funzionato ed un centrodestra che pur in difficoltà in molti casi spaccato mantiene le posizioni perdendo consensi. La partita nei grossi centri in Sicilia è ancora al 50%, con un centrosinistra che conquista alcuni comuni importanti, come a Caltagirone, dove il centrodestra mette in campo un fedelissimo di Musumeci, sostenuto dall'intera coalizione che perde la battaglia, ed in altri centri, come Favara, dove l'asse con il PD ha tenuto portando il candidato Palumbo, primo fra tutti al ballottaggio con il candidato autonomista Montaperto, oppure a Vittorio, dove il candidato espressione del PD arriva quasi al 40%. Se il centro-sinistra si perde qualche soddisfazione nei grossi centri, il centro-destra mantiene le posizioni, in alcuni casi vince, come a Montevago con Margherita La Rocca-Ruvolo, Montallegro, mentre i partiti tradizionali come Forza Italia, Fratelli d'Italia e i partiti autonomisti conservano il risultato elettorale. Positiva e incoraggiante la lista della DC di Toto Cuffaro che raccoglie un bottino elettorale ovunque, in alcuni casi può diventare determinante verso la coalizione di centrodestra. Quando il centrodestra, come in molti casi, è spaccato e diviso, Favara e Porta Empedocle, che in molti comuni della Sicilia favorisce il ballottaggio con il candidato di centrosinistra o civico. A Porta Empedocle, ad esempio, dove 2 candidati sindaco espressioni di centrodestra si giocheranno la partita. Toto Martello, sostenuto da 3 liste civiche, Forza Italia e Salvo Iacono, espressione civica autonomista, anche lui sostenuto da liste civiche, mentre ci sarà da capire come si muoverà il candidato Lattuca dell'UDC arrivato terzo. Le liste elettorali di centrodestra complessivamente mantengono il consenso, con Forza Italia presente ovunque e radicata ancora nei territori, Favara, Canicattì, Porta Empedocle, e Fratelli d'Italia le liste di centro, inclusa la lista del presidente, diventerà bellissima, che conservano il loro risultato elettorale a discapito di Lega che in alcuni casi non raggiunge il 5%. Il primo a commentare sui social del segretario del PD Enrico Letta: vinciamo anche in Sicilia e Sardegna, i dati del primo turno delle elezioni tenutesi ieri e oggi in vari comuni nelle 2 regioni amministrate dalla destra stanno confermando e rafforzando il quadro nazionale di domenica scorsa. Avanti, sulla stessa linea anche Cancelleri, sottosegretario del Movimento 5 Stelle, che afferma risultati entusiasmanti per il 5 Stelle ad Alcamo, Favara e Caltagirone verso una vittoria al primo turno, San Cataldo e Lentini al ballottaggio. Tutto questo dimostra la grande capacità di fare sinergia sui territori e rafforzare passo dopo passo l'asse innanzitutto con il PD e con le altre forze di sinistra e civiche. Positive le dichiarazioni dell'assessore di Forza Italia Zambuto, che esprime soddisfazione sui candidati e soprattutto sulle liste azzurre, come a Favara, dove le liste erano 2, Canicattì e Porta Empedocle. Il risultato è positivo e incoraggiante. Vedremo adesso la partita dei ballottaggi per capire come muoverci meglio nei singoli territori. Senza dimenticare, ultimo dato e segnale negativo, come l'affluenza alle amministrative siciliane è stata del 56,66%, un dato sostanzialmente discreto che esprime una certa sfiducia dei siciliani verso la politica, dove quasi 1 su 2 non è andato a votare, un dato che deve far riflettere molto sulla prospettiva delle future alleanze elettorali e sulle prossime elezioni regionali. Arturo Cantella ha intervistato l'assessore regionale agli enti locali Marco Zamputo.
Siamo con l'assessore Marco Zambuto e da qualche attimo che è finito lo spoglio un commento a caldo dei dati elettorali di Agrigento. Ma noi esprimiamo grande soddisfazione per i risultati elettorali che vengono fuori dalle urne di questa ultima competizione elettorale. Il partito di Forza Italia porta a Porto Empedocle il candidato sindaco Martello al ballottaggio con un ottimo risultato della lista di Forza Italia e con le liste a sostegno di Martello che chiaramente fanno anche riferimento a questa area, le liste civiche. A Montevago Margherita La Rocca Ruvolo riconfermata sindaco, l'onorevole La Rocca Ruvolo riconfermata sindaco, è un risultato straordinario di Margherita e che quindi si intesta anche alla nostra area. A Canicattì facciamo un ottimo risultato di lista, una delle prime liste è la lista di Forza Italia. A Favara un buon risultato delle liste, a Favara ci siamo presentati con la lista di Forza Italia e con la lista di Forza Azzurri e otteniamo un buon risultato. A San Biagio Platani con il sindaco eletto, il sindaco di centrodestra, eleggiamo alcuni nostri amici al Consiglio Comunale, così come anche a Montallegro con il sindaco eletto portiamo come consigliere comunale il nostro amico Cinquemani. Quindi diciamo che c'è un risultato importante soprattutto di presenza nel territorio, di radicamento nel territorio, un radicamento che oggi va a rafforzarsi sempre di più in una logica di grande rappresentanza dei problemi dei comuni e che conferma una classe dirigente a servizio del territorio. Il centrodestra è spaccato, al ballottaggio andranno 2 del centrodestra, ecco cosa succederà? Ci sarà una ricomposizione? Insomma, questo è un problema serio per il centrodestra che unito vince ma che se si spacca dà spazio ad altre forze. È chiaro che a Porto Empedocle abbiamo un ballottaggio tra esponenti di area appunto di centrodestra e lì deciderà il popolo sovrano. Chiaramente a Favara il fatto di essere andati disuniti ha fatto sì che chiaramente andasse, diciamo, primo il candidato di un'altra area. C'è un problema politico che va affrontato a livello locale ma anche a livello regionale. Adesso ascoltiamo il neo sindaco di Montallegro, Giovanni Cirillo. Sicuramente abbiamo ricevuto tantissimi consensi, siamo stati premiati dalla gente, ci hanno dato tantissima fiducia. Questa vittoria così netta è sicuramente la richiesta da parte dei cittadini di avere bisogno di una nuova amministrazione e come ho detto nel mio slogan durante la campagna elettorale, Montallegro ha avuto il coraggio di cambiare e noi dobbiamo dare tutti noi stessi per dare ai cittadini delle risposte che attendono da tantissimo tempo. La priorità innanzitutto è quella di andare a sistemare la parte amministrativa con i dipendenti, le parti dirigenziali del comune e già in questa settimana dobbiamo avere un incontro con la Proloco per quanto riguarda il discorso della discarica sita in Contrada Matarana e ci sarà da lavorare anche per quanto riguarda il cimitero per dare una degna sepoltura ai nostri defunti e dopodomani già ho chiesto un appuntamento al demanio per il parcheggio al mare e poi andremo pure a Palermo nell'assessorato. Ancora politica, Montevago ha riconfermato sindaco l'onorevole Margherita La Rocca Ruvolo. Proclamo sindaco del comune di Montevago l'onorevole Margherita La Rocca.
Montevago ha premiato se stesso, perché oggi vince la comunità. La nostra lista era per Montevago, i montevaghesi lo hanno capito e hanno dato risposta, perché hanno inteso benissimo qual è stato il progetto politico che abbiamo proposto alla città. Siamo in vantaggio di oltre 200 voti, questo credo che sia un risultato di tutta la comunità, quindi non viene premiata il sindaco La Rocca, io con loro, ma siamo una squadra ed è stata premiata la squadra. Tanto in continuità completeremo i lavori che abbiamo avviato, quindi dall'affidamento della città dei ragazzi alle 3 scuole per cui i lavori sono già partiti, finire la chiesa madre, avere dal governo regionale entro 3 mesi il 1.400.000 euro che abbiamo chiesto, e questo diciamo per quanto riguarda il lavoro, il processo infrastrutturale. E poi ci sarà il programma che dobbiamo attuare, quindi abbiamo tante cose da fare, la squadra è bellissima, sono contenta perché in questo momento accanto a me c'è il vice sindaco, finora designato oggi vice sindaco Vincenzo Infranco, con cui abbiamo fatto una bellissima campagna elettorale, è stata una campagna elettorale all'insegna dei contenuti, abbiamo avuto una squadra a supporto fantastica, ma quello che c'è oggi qua è la dimostrazione che la città è stata con noi, perché i risultati sono risultati per noi inimmaginabili, quindi superiamo, sforiamo i 200 voti di scarto e quindi questo credo che sia un successo di tutta la comunità. Come è noto, a Favara si va al ballottaggio tra i candidati Palumbo e Montaperto. Giuseppe Moscato. Sarà deciso nel turno di ballottaggio chi sarà il sindaco del comune di Favara. Infatti nessuno dei 3 candidati è riuscito a superare la soglia del 40% più 1 dei voti validi necessaria per diventare sindaco al primo turno. Al ballottaggio vanno Antonio Palumbo con 7.541 voti pari al 37,34% e Salvatore Montaperto 6.970 voti pari al 34,51%. Al terzo posto Giuseppe Infurna con 5.684 voti pari al 28,15%. Sono stati 20.585 i cittadini di Favara ad andare a votare con il 57% di affluenza. La tornata elettorale è stata caratterizzata dal cosiddetto voto disgiunto. Infatti il candidato sindaco Antonio Palumbo ha superato di ben 4.466 voti quello delle sue liste che si erano fermate a 3.075. Di contro, il candidato sindaco Salvatore Montaperto, rispetto alle sue liste, ha perso 3.000 voti. Infatti, la coalizione formata da 7 liste è balzata a 9.972. Sono 3 le liste che non concorreranno all'assegnazione dei voti in quanto non hanno raggiunto il 5% dei voti validi fissato a 992 voti. La lista Lega dello schieramento di Infurna con 820, la lista Fabaria Nuova dello schieramento di Montaperto con 778, la lista L'Altra Favara, ovvero il Movimento 5 Stelle che non aveva presentato il simbolo, per la coalizione di Palumbo con 601 voti. Per quanto riguarda le affermazioni, invece, al primo posto il partito di Musumeci diventerà bellissima, 2069 voti, seguito dalla Democrazia Cristiana di Totò Cuffaro con 2035 e da Fratelli d'Italia di Meloni con 1713. Tra le affermazioni personali spicca quella del consigliere comunale uscente Salvatore Fanara, candidato per la coesione in Diventerà Bellissima, che ha realizzato 1163 preferenze. Ottime affermazioni anche per Rino Castronovo nella Democrazia Cristiana con 784 voti, Giuseppe Lendini in Onda Cambiare Passo con 758, che naturalmente sono praticamente consiglieri comunali, ma la nomina ufficiale sarà fatta nel turno di ballottaggio dopo l'elezione del sindaco. Potrebbero cambiare le cose con eventuali schieramenti nuovi e quindi con apparentamento, o tutto potrebbe rimanere così. Il verdetto a fra 15 giorni.
Abbiamo realizzato a caldo delle interviste con i due candidati che andranno al ballottaggio, un commento proprio a caldo appena saputo degli esiti del voto, che naturalmente è provvisorio perché tutto è rimandato alla commissione centrale dell'ufficio elettorale, dove riesaminerà tutto quello che è successo nelle sezioni. Ma sentiamo Antonio Palumbo e Salvatore Montaperto. No, non ci è sorpreso, perché noi eravamo sicuri del lavoro che avevamo fatto, della stima che i nostri concittadini ci riconoscevano, ce l'aspettavamo. Sapevamo benissimo che i nostri concittadini erano pronti a votare in modo consapevole, lo si sentiva nei giorni, nelle settimane che sono passate, quando siamo stati in mezzo alla gente l'avevamo capito che c'era l'affetto e che le persone capivano l'importanza del nostro progetto. Siamo soddisfatti, adesso abbiamo questo ballottaggio davanti e siamo sicuri di riuscire a vincere, abbiamo solo rinviato di 15 giorni la vittoria. È un risultato accettabile, chiaramente si poteva fare di più, c'erano tutte le condizioni per fare meglio. Faremo una attenta riflessione nel momento in cui avremo tutti i dati, anche quello delle liste, e poi stabiliremo la strategia per il ballottaggio. In ogni caso siamo abbastanza fiduciosi per un esito positivo. Chiudiamo l'ampia pagina dedicata al voto di domenica e lunedì e parliamo di un protocollo d'intesa tra la Polizia di Stato e la Confcommercio che si è tenuto al monastero di Santo Spirito. A moderare i lavori Margherita Trupiano. Un protocollo d'intesa è stato firmato oggi per la realizzazione di iniziative finalizzate alla diffusione della cultura di genere tra la Direzione Centrale Anticrimine della Polizia di Stato, della FIPE, Confcommercio, Federazione Italiana Pubblici Esercizi e il gruppo Donne Imprenditrici FIPE, Confcommercio. Presenti all'evento anche le associazioni che si occupano di violenza alle donne, i service club, le scolaresche agrigentine, oltre che il prefetto e i rappresentanti delle autorità militari. Ha moderato l'evento il giornalista Margherita Trupiano nella sua qualità anche di presidente del Soroptimist. Questa è un'iniziativa sulla sicurezza contro la violenza di genere. Gli obiettivi sono tanti, cercare di cambiare la realtà che ci circonda, perché ogni giorno comunque sentiamo parlare di violenza sulle donne e noi oggi vogliamo portare avanti il nostro progetto che vede i pubblici esercizi come presidi contro la violenza di genere, quindi fare in modo che i pubblici esercizi diventino luoghi sicuri per tutte le donne. È un altro tassello che si aggiunge alla rete di comunicazione, di sensibilizzazione anche di categorie che possono sembrare a prima vista fuori dal tema, ma questo è un tema purtroppo, ahimè, talmente attuale, trasversale anche da un punto di vista geografico, ma diciamo anche di categorie economiche e sociali, che quindi l'allargamento degli orizzonti e quindi del coinvolgimento anche di categorie particolari, specifiche, che è quello che è stato fatto con questo protocollo nazionale che oggi viene presentato qui, credo che sia un ulteriore elemento che depone bene in questa grande battaglia, perché questa è una battaglia contro questo fenomeno che è duro, è veramente duro da estirpare. Il progetto nasce ascoltando proprio le donne che vivono i pubblici esercizi e che ogni giorno svolgono un ruolo sociale, come tutti i pubblici esercizi, di accoglimento di quella che è il racconto della vita quotidiana che è in strada. E non abbiamo fatto altro che pensare di poter mettere a servizio delle istituzioni e delle forze di controllo e di sicurezza sul territorio come la Polizia di Stato, ma anche tutte le altre, per poter mettere a disposizione il nostro senso di accoglienza e poter collaborare per formarci ed informarci per poter essere sensibili come sentinelle del territorio per intercettare qualsiasi tipo di violenza di genere che possa nascere
o in strada o anche all'interno di un pubblico esercizio. I nostri pubblici esercizi sono sicuri assolutamente, però sappiamo quanto è delicato il passaggio che poi può portare ad altro. Per cui questa intesa con la Polizia di Stato è un progetto per adesso pilota su 20 città, tra queste 20 città è presente anche Agrigento, per poi sperare di diffonderlo a macchia d'olio in ogni comune d'Italia. Un protocollo d'intesa che ha fatto la Polizia di Stato con l'associazione FIPE è molto importante perché entrambe hanno l'obiettivo di divulgare la parità di genere, la cultura della parità di genere, praticamente per evitare quelle violenze che vengono perpetrate quotidianamente a danno delle donne, vittime spesso inconsapevoli anche nelle relazioni familiari. E voi in questo caso fate un'azione molto di presenza nel territorio verso il contrasto di queste violenze? È importante fare rete perché il territorio è fatto da tanti attori sociali, è importante che tutti intervengano affinché aiutino le istituzioni, quale anche la Polizia di Stato, a poter far luce rispetto ai tunnel in cui si sono inserite certe donne in una spirale di violenza. Il legislatore ha fatto tanto, ma è importante poi che sul territorio siano gli attori a fare scudo, a farsi forte, cercando di avere un obiettivo comune per diffondere la cultura della uguaglianza di genere. È un'iniziativa davvero importantissima, soprattutto in un momento in cui si sta parlando e se ne sta attenzionando a livello mediatico, ahimè, per fatti negativi, un problema che appunto è la violenza e la violenza di genere in particolare. Con la FIPE nazionale da questo punto di vista, che nella grande famiglia di Confcommercio ha avuto la grande capacità di arrivare a questo tipo di accordo di protocollo con la Polizia di Stato, che mira a prevenire, come si vuol dire, meglio di curare, che purtroppo a volte non è sempre cosa che avviene. E quindi questo genere di lavoro va fatto in prevenzione, informazione con tutti quelli che sono gli associati FIPE, ma allargheremo anche questa iniziativa a chi associato non lo è, magari portandolo all'interno della famiglia Confcommercio. Per detenzione e spaccio di stupefacenti arrestati dai carabinieri a Raffadali 4 persone, tra cui una donna. Arturo Cantella. I carabinieri della stazione di Raffadali, supportati dal personale della compagnia di Agrigento, hanno eseguito un'ordinanza di custodia cautelare all'alba di oggi emessa dal GIP del Tribunale di Agrigento nei confronti di 4 soggetti, 3 uomini e una donna, ritenuti responsabili in concorso tra loro del reato di detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti del tipo cocaina, hashish e marijuana. Il provvedimento giunge al culmine di un'attività di indagine condotta dai carabinieri di Raffadali finalizzata a disarticolare la piazza di spaccio che 5 giovani avevano attivato nella centralissima Piazza Progresso. L'attività è stata eseguita oltre che con le tecniche tradizionali di osservazione e pedinamento anche con l'ausilio di attività ed intercettazioni telefoniche ambientali, monitoraggio video dei siti e dei soggetti interesse investigativo. L'indagine avviata nei primi mesi dell'anno 2019 ha consentito di documentare numerosi episodi di spaccio di droga avvenuti sulla pubblica piazza anche nei confronti di minori che in pieno giorno si incontravano con gli indagati per procacciarsi lo stupefacente. Le ipotesi investigative sono state puntualmente suffragate anche dalle evidenze investigative scaturite dall'attività di intercettazioni telefoniche ambientali, ove gli acquirenti e gli spacciatori concordavano telefonicamente le modalità e i quantitativi di droga da commissionare utilizzando il classico linguaggio criptico ed ermetico solitamente adottato dai soggetti che gravitano negli ambienti degli stupefacenti. Nel corso dell'attività uno degli interessati è stato arrestato con 150 grammi di hashish al ritorno da Palermo, dove si era appena rifornito, mentre altri 2 sono stati fermati con 20 grammi di cocaina appena acquistati da un fornitore di Favara, che è stato identificato e compreso tra i 5 soggetti destinatari della misura cautelare eseguita. Si tratta di un 46enne residente a Favara, già noto alle forze dell'ordine per i suoi trascorsi giudiziari in materia di stupefacente. L'uomo è stato sottoposto agli arresti domiciliari presso la propria abitazione. 8 sono state le denunce a piede libero inoltrate dalla competente autorità giudiziaria nel corso dell'attività. Analoga misura degli arresti domiciliari è stata inflitta ad altri 2 soggetti, una donna di 24 anni e un uomo di 26 anni, entrambi domiciliati a Raffadali.
Un altro soggetto è stato invece sottoposto alla misura cautelare dell'obbligo di dimora nel comune. Si tratta di un soggetto di nazionalità libica di 33 anni, con precedenti di polizia, domiciliato a Raffadali, il quale nel frattempo si era allontanato dalla provincia agrigentina, trovando rifugio a Roma nel quartiere di Casal Bertone, presso l'abitazione di alcuni connazionali. L'indagine trae origine da una crescente preoccupazione della popolazione di Raffadali, che si è vista un'attività di spaccio a cielo aperto nella piazza principale, quindi la piazza Progresso, a tutte le ore del giorno e della notte, al che la stazione di Raffadali ha immediatamente avviato una serie di accertamenti in attività grazie anche ad alcuni ausili tecnici come telecamere nelle vie e nelle strade principali, tese ad accertare questa fiorente attività di spaccio di più gruppi che per strada si dedicavano a cedere a giovanissimi, anche minori, sostanza stupefacente di tipo marijuana, hashish e soprattutto cocaina, molto richiesta, che veniva anche tagliata nelle forme più disparate per avere un guadagno maggiore. Di lì la stazione ha cercato di circostanziare quanti più eventi di cessione fino ad avere un quadro probatorio abbastanza delineato e chiaro, al punto da verificare che si spacciava sia, come detto, a cielo aperto che in alcuni locali chiusi, come un centro scommesse del tutto abusivo che è stato contravvenzionato, chiuso, il cui proprietario è stato anche denunciato. E al termine di tutti gli accertamenti di un'attività che comunque è stata fulminea ed è durata circa 6 mesi, l'autorità giudiziaria ha proposto ed emesso 5 posizioni di misure cautelari, di cui 3 agli arresti domiciliari e 2 con l'obbligo di dimora nel comune di residenza. I 3 arresti domiciliari sono stati tutti eseguiti, un obbligo di dimora è stato rintracciato nel comune di Roma, e parliamo di uno straniero residente comunque ad Agrigento, mentre per la 5ª posizione abbiamo appurato che dimora in questo momento fuori lo Stato italiano e per il quale procederemo con i dovuti accertamenti e rintracci. Un dettaglio in più, gran parte dei destinatari della misura erano anche percettori di reddito di cittadinanza, per i quali adesso provvederemo a segnalare ai competenti enti la questione. Principalmente erano soggetti di Raffadali, come dicevo, sia maggiorenni che minorenni. La sostanza stupefacente, soprattutto la cocaina, veniva reperita nel centro di Favara, veniva tagliata con della talipirina e venivano effettuate consegne sia in piazza Progresso, sia presso luoghi prestabiliti telefonicamente e sia presso l'abitazione dei 2 soggetti raffadalesi che si occupavano dello spaccio di cocaina. Mentre i 2 soggetti che si occupavano dello spaccio di hashish e marijuana si procuravano la sostanza nella piazza di Palermo. I minorenni che età avevano? I minorenni avevano dai 15 ai 17 anni. Il ruolo della donna di Favara? Il ruolo della donna di Favara era convivente dello spacciatore di cocaina di Raffadali e collaborava con lui nell'attività, sia ricevendo le telefonate e quindi le ordinazioni, sia effettuando le consegne direttamente insieme al convivente. I soggetti, mi è stato chiesto se erano anche di fuori paese, erano anche di fuori paese, dei centri limitrofi di Santa Elisabetta e di Groppolo. Grazie. I carabinieri del villaggio Mosè hanno sequestrato una discarica tra Agrigento e Palma di Montechiaro, in località Rocca di Corvo Sfondato Soprano. Avviate le indagini per risalire ai responsabili. Anche ad Agrigento ricordate le vittime sul lavoro in occasione della giornata nazionale, con un significato particolare visto l'aggravarsi della situazione con i troppi morti. Arturo Cantella. Si è svolta domenica ad Agrigento la 71esima giornata nazionale per le vittime degli incidenti sul lavoro sotto l'alto patronato del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. La giornata si è così articolata. Dopo la Santa Messa che si è svolta nella Basilica dell'Immacolata, si è svolto il corteo che si è recato a Piazza Stazione, dove è stata posta la corona d'alloro in memoria ai caduti sul lavoro, dove sarà successivamente installato il monumento alla cerimonia. Presenti all'iniziativa il sindaco Franco Miccichè, in rappresentanza dell'amministrazione comunale, e il presidente dell'ANMI, l'Associazione Nazionale per le Vittime degli Incidenti sul Lavoro, Michele Nantele. Di Agrigento,
un'idea progettuale che ha portato avanti, che si era intestata ovviamente l'Associazione Nazionale Mutilati Invalidi del Lavoro nella persona del presidente Nantele qui presente, il quale ha manifestato da sempre il desiderio di avere in Agrigento, cosa che ancora non abbiamo, un monumento dedicato agli invalidi, agli infortunati, a coloro che hanno perso la vita sul lavoro. Il signor Sindaco qui presente, l'intera amministrazione ha sostenuto sin dall'inizio questa idea progettuale, ma non l'ha solo sostenuto, ha messo a disposizione le proprie risorse in termini progettuali e anche aderito al comitato promotore che si è costituito per l'occasione. Verrà presentato presto un progetto e questo su cui siamo è il sito dove il monumento dedicato ai caduti dovrebbe essere realizzato e ci stiamo lavorando tutti in questa direzione e speriamo di averlo presto qui. Questo gesto di oggi è simbolico perché rappresenta proprio e vuole mettere in evidenza questa cosa che abbiamo appena detto, di posizionare, di portare la Corona d'Alloro proprio qui dove dovrà nascere il monumento, perché qui è una risposta che ciascuno di noi si dà, perché è il centro della città, il baricentro della città, è il luogo dove tanti pendolari la mattina prendono il treno per recarsi al lavoro. Evidentemente avrà una evidenza che noi tutti possiamo già immaginare. Per quell'occasione voglio ricordare un applauso d'affetto ai 3 caduti sul lavoro delle Ferrovie dello Stato. Luigi Gazzano. Allora, questo... Gli organizzatori, il Presidente, tutti presenti, per l'iniziativa lodevole. La memoria è importante, la memoria però ci deve servire non come passato ma come futuro. Ricordiamo sì i morti, i invalidi sul lavoro, deve essere il nostro futuro, deve essere un monito. Il monumento deve servire da memoria ma anche da futuro, deve servire affinché le coscienze di tutti noi, specialmente per i datori di lavoro, siano rivolte verso la salute e la sicurezza sul posto di lavoro. Come ha detto poco fa, o come ho letto io il messaggio del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, si esce da casa per poi ritornare a casa. Ognuno di noi esce da casa per progetti futuri, per il sostentamento della propria famiglia, per i propri cari e quindi deve tornare a casa. È assurdo che c'è gente che purtroppo esce per lavorare e poi non riesce più a tornare a casa. E mi ringrazio perché nonostante ci troviamo nel 2021 ancora le morti sul lavoro sono tantissime. È vero che c'è più tecnologia, forse ci possono essere più pericoli, però la stessa tecnologia deve servire per dare più sicurezza al posto di lavoro. E poi sempre, ribadisco, nella coscienza del datore di lavoro. C'è bisogno che questi numeri si abbassino, ma si abbassano di tanto, se no non abbiamo fatto niente. Grazie. L'imprenditore agrigentino Giovanni Parisi, promotore di una interessante iniziativa. Vediamo di che si tratta. Giovanni Parisi, allora quali le novità ti stai muovendo? Hai anche raccolto delle firme, hai incontrato anche alcuni leader parlamentari, con quali obiettivi? In questi giorni ho consegnato al vice ministro delle infrastrutture, Cancelleri, una petizione che ho fatto su una piattaforma in rete, sul web. Questa petizione ha già raccolto ad oggi più di 8.000 firme, ma io penso di arrivare anche a 10.000 fino alla fine del mese. La petizione consiste nel chiedere al governo nazionale, alle ferrovie dello Stato, oggi Trenitalia, e alla regione, nonché anche ai comuni interessati, la possibilità che la linea ferroviaria Agrigento-Caltanissetta
oggi molto obsoleta, venga ristrutturata per far sì che in meno di 50 minuti si possa collegare alla nuova linea ferroviaria che da Palermo va a Catania. Così facendo, da Agrigento si può arrivare all'aeroporto di Catania in 2 ore meno un quarto. Che significa tutto questo? Significa far uscire fuori la nostra città da uno isolamento di collegamento con tutto il resto d'Italia e del mondo, perché se si parte dalla stazione centrale di Agrigento e si arriva in 2 ore meno un quarto all'aeroporto di Catania, si può prendere qualsiasi aereo per qualsiasi parte d'Italia e del mondo. Ora, i turisti che non hanno nessun motivo di atterrare per forza da Agrigento, visto che l'aeroporto di Agrigento non è stato mai realizzato, atterrando a Catania arrivano in meno di 2 ore ad Agrigento, anche perché i turisti poi atterrando a Catania hanno tutto l'interesse a girare per la Sicilia, quindi a loro interessa arrivare prima possibile nella nostra città e anche noi stessi cittadini prima possibile arrivare a Catania. E per chi vuole proseguire in treno, mi sono informato, da Reggio Calabria partiranno pure le Frecce Rosse e quindi da Agrigento arrivare a Roma in 8 ore si può arrivare anche a Roma, cosa che prima non avveniva. Ecco, tutto questo chissà, è forse un sogno, non lo so. Io ieri, l'altro giorno quando ho parlato con il vice ministro, alla presenza anche di Conte, perché c'era Conte proprio davanti, e sono rimasti sorpresi da questo enorme numero di firme che sono riuscito a raccogliere. Loro stessi, cioè il vice ministro mi ha detto che c'è una possibilità di poterla fare, anche perché non costerebbe chissà quante cifre. Promesse, non lo so. Io spero che tra 5-10 anni una cosa del genere si possa realizzare. Io ce l'ho messo tutto, anche interpretando la parte di un cittadino che vuole crescere la propria terra anche in funzione del futuro per i figli e per i nipoti. Linea alla regia per la pausa, a tra poco. Il sindacato Sinappe, con il coordinatore regionale Rosario Di Prima, interviene sui problemi della polizia penitenziaria. Arturo Cantella. Tante le problematiche affrontate dal coordinatore regionale del sindacato di polizia penitenziaria Sinappe durante una recente riunione svoltasi nella sede palermitana, inerente alle tante attese che arrivano dai componenti dello stesso corpo degli agenti di polizia, in particolare affrontati i problemi legati al Covid-19 e ai suoi sviluppi in merito alla sicurezza sia dei lavoratori che degli agenti stessi di custodia. Noi abbiamo avuto questi 2 anni difficili, ma sono stati 2 anni in cui ci siamo anche trattenuti nel manifestare contro l'inefficienza di un'amministrazione che purtroppo dorme da diversi anni. Ora abbiamo deciso di andare avanti senza fermarci più, perché troppe difficoltà ci sono nel corpo di polizia penitenziaria in questa regione Sicilia, troppe sono le cose non affrontate seriamente e tanti sono i motivi per cui dobbiamo obbligatoriamente far sentire la nostra voce. La carenza di personale è una per tutti, ma l'inefficienza, la carenza anche dei dirigenti. Noi abbiamo istituti che vengono gestiti da direttori in missione una volta a settimana, non è possibile, sono istituti importanti, quindi dobbiamo obbligatoriamente avere la presenza del dirigente che possa affrontare subito le questioni, non rimandarle. Noi abbiamo una condizione difficile in questa regione Sicilia, determinata anche da purtroppo sconoscenza della regione, sconoscenza della storia di questa regione, delle difficoltà che questa regione ha continuamente. Il Sinappe non si è mai fermato, non si ferma, non è in questo il momento che ci stiamo facendo vedere perché siamo nel mese di ottobre, no, noi abbiamo tenuto e teniamo contatti con tutti i colleghi, con tutti i nostri dirigenti, con tutti gli iscritti, 365 giorni l'anno. Abbiamo contezza del fatto che essere visibili significa anche stare tra la gente, tra i colleghi e vivere quotidianamente le difficoltà, i bisogni e le necessità di tutti.
Eppure, nonostante l'impegno profuso dal personale del Corpo di Polizia Penitenziaria, in questo anno particolare si è avuta l'impressione che proprio il governo centrale ha lasciato da solo il Corpo di Polizia Penitenziaria. Ecco, sul tavolo in contrattazione, quando si va naturalmente agli incontri romani, diciamo, il sindacato dà un input preciso al fine di risolvere questi problemi. Il SINAP è stato sempre propositivo in ragione delle problematiche che ci sono, e tant'è che ora si andrà avanti ancora di più e si sta organizzando pure una manifestazione nazionale proprio per evidenziare ancora di più alla politica e al governo che la polizia penitenziaria non è solo i fatti grigi che purtroppo sono accaduti, ma la polizia penitenziaria è un corpo che gestisce uomini, che vive in una realtà abbastanza difficile e che comunque ha ed opera in virtù del dettato governativo, del dettato istituzionale che la Repubblica Italiana ci dà. All'Assemblea regionale siciliana si entra soltanto con il Green Pass. Obbligo di Green Pass anche per i deputati dell'Assemblea regionale siciliana. Una circolare del segretario generale Fabrizio Scimè, infatti, adeguandosi alla norma nazionale, obbliga l'esibizione del certificato verde chiunque entri a Palazzo dei Normanni, turisti, dipendenti e parlamentari regionali per l'appunto. E se per la maggior parte dei gruppi questa regola non è un problema, per altri invece una decisione inaccettabile, tanto che c'è anche chi annuncia proteste plateali. Se qualcuno si permetterà di chiedermi di esibire il Green Pass per accedere al palazzo dove svolgo la mia funzione di parlamentare eletto dal popolo in base a norme costituzionali e allo statuto speciale della Sicilia, non esiterò a chiamare la polizia, annuncia infatti Sergio Tancredi, presidente di Attiva Sicilia, gruppo nato da una costola del Movimento 5 Stelle che oggi fa parte della maggioranza, che sostiene il presidente della regione Nello Musumeci. Toccherà alle guardie giurate che effettuano il servizio di controllo all'ingresso del palazzo occuparsi della verifica del pass per i dipendenti e i deputati. Al contempo sarà individuato un funzionario parlamentare che sovrintenderà le operazioni e comunicherà il negato accesso in caso di anomalia nel documento, e se si tratterà di un deputato, oltre al mancato accesso scatterà la segnalazione al collegio dei questori e alla presidenza. Io non sono un dipendente del segretario dell'ARAS e non si può impedire a un eletto di esperire la sua funzione. Faccio parte della maggioranza. Che succede se non passa una norma perché non mi consentono di entrare in Parlamento? Prosegue ancora il deputato, che già era finito in una tempesta mediatica per aver paragonato il Green Pass al tatuaggio degli ebrei deportati nei campi di concentramento. A Tancredi, in qualità di capogruppo, spetterebbe anche il compito di accertarsi che tutti i deputati e collaboratori del gruppo Attiva Sicilia siano in regola. Tutto il mio gruppo la pensa come me, bisogna rispettare la gerarchia delle leggi, ma porterò avanti questa battaglia anche da solo, conclude, riferendo tra l'altro che sono molti dipendenti dell'ARS che si sono rivolti a lui perché manifestano grande preoccupazione per queste imposizioni. È più cauta però la collega di gruppo e vicepresidente dell'ARS Angela Foti. Dobbiamo temporaneamente adeguarci, anche se non condividiamo il livello di protezione contro i contagi di questa regola. In questo senso, sempre dalla maggioranza, anche la presidente di Fratelli d'Italia Elvira Amata contesta almeno in parte la decisione di Scimè. Abbiamo tutti il Green Pass, però ritengo che sarebbe stato più utile affidarsi anche ai tamponi. La certificazione verde da vaccino non ti dà la certezza della negatività del virus. Ci adeguiamo e rispettiamo la norma, dice Antonio Catalfamo, capogruppo della Lega Palazzo dei Normanni. Ma anche noi abbiamo delle perplessità sull'efficacia della regola a tutela della salute. Non ci poniamo nemmeno il problema, il commento di Alessandro Aricò, capogruppo del movimento che fa capo a Nello Musumeci, diventerà bellissima. Si sarebbe dovuto procedere in questo modo già molto tempo fa, ma meglio tardi che mai, sostiene addirittura Eleonora Locurto, presidente UDC. E per gli autonomisti, Totò Lentini dice: abbiamo tutti il Green Pass, deputati e lavoratori del gruppo, e chi non ce l'ha si premurerà di fare il tampone ogni 48/72 ore. Tutti d'accordo?
d'accordo con la regola del Green Pass anche deputati del gruppo misto del gruppo Sicilia Futura Italia Viva. La nostra battaglia per il rispetto della legge, afferma il capogruppo Nicola D'Agostino. Anche noi siamo completamente a favore del Green Pass, dice Roberta Schillaci, deputata del Movimento 5 Stelle. E dal PD vanno anche oltre. Noi siamo sì Vax, sì Pass, sì per tutto quello che ha a che fare con la difesa della salute dei cittadini, e la posizione espressa da Giuseppe Lupo, capogruppo dei Dem. Donare un sorriso ai bimbi ricoverati in ospedale, ai loro genitori e anche al personale che ci opera è il nostro obiettivo principale. L'attività che noi abbiamo sempre svolto da 12 anni che esiste ABC in maniera molto intensa e con grosse presenze all'interno del Policlinico di Messina e anche in altre realtà dove è stato richiesto il nostro aiuto, cercando di porgere appunto una condizione che li faccia stare un po' più distanti possibile dalla realtà ospedaliera e ricondurli a quello che è il gioco e le loro normali attività. Attività che purtroppo in questo momento, date le situazioni, abbiamo dovuto ridurre, anzi quasi totalmente eliminare, e l'abbiamo compensate con altri tipi di attività che facciamo, con il lancio di tutorial, con il lancio di altre attività fatte online e quant'altro. E poi perseguiamo quello che è il nostro obiettivo principale, rendere gli ambienti ospedalieri dove ci sono le permanenze di bimbi e di genitori che sono costretti a stare in corsia, di renderli più accoglienti, di renderli più a dimensione di bimbo, a dimensione di... E difatti, a proposito di questo, abbiamo sempre fatto gli interventi per donare, grazie a quello che ci è stato sempre donato dalla cittadinanza in maniera molto spontanea, che noi non abbiamo alcun tipo di legame con altre realtà, ma siamo assolutamente liberi di interloquire con chiunque. Tramite le donazioni siamo sempre riusciti a rendere gli ambienti ospedalieri più consoni alla permanenza dei bimbi, donando i televisori per le stanze, i frigo per le mamme, i fasciatoi. Ultimamente abbiamo incrementato quella che è l'attività dell'abbellimento degli ambienti. In collaborazione con Ospedali Dipinti e dell'artista Silvio Rilli abbiamo già fatto dei grossi interventi al padiglione NI del Policlinico, dove abbiamo fatto fare dei disegni bellissimi che hanno reso gradevole la permanenza dei bimbi nelle sale giochi, negli ingressi e soprattutto nel pronto soccorso pediatrico, che è un nostro fiore all'occhiello, che è una cosa molto bella. Ci pregiamo di dire che il pronto soccorso pediatrico di Messina, del Policlinico, ha un allestimento veramente bello, dove il bimbo entra lì che sta male, ma quantomeno entra in un ambiente gradevole, entra in un grande acquario. Noi riceviamo supporti da tanti cittadini di Messina e anche da fuori Messina, dove spontaneamente vengono a sostenerci proprio perché riconoscono quella che è la nostra attività e quella che è la finalità della nostra associazione, che finora è stata sempre molto trasparente ed efficace, veramente efficace e presente sempre. Bene, era questa l'ultima notizia, grazie per averci seguito e arrivederci.